La Polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto 2 uomini colti in flagranza del reato di furto aggravato ai danni della società Moncada Energy Group a Porto Empedocle. Le indagini sono stati condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Empedocle a seguito di una segnalazione al NUE 112 da parte del personale di vigilanza dell'ANCR Security di Catania, che segnalava un furto di rame in atto a opera di 2 soggetti che si erano introdotti all'interno dei locali esterni della società Moncada Energy Group SRL, sita nel lungomare di Porto Empedocle. Gli operatori della volante intervenivano tempestivamente sul posto, che coglieva 2 individui in flagranza del reato. I 2 uomini venivano trovati in possesso di 250 metri di cavi di rame trifase, già tranciato ed asportato dalla turbine eoliche ubicate all'interno del piazzale recintato della società Moncada Energy Group. Nel corso delle operazioni si procedeva al sequestro dei telefoni cellulari in uso dei uomini. Venivano inoltre sequestrati una cesoia e l'auto utilizzata dagli stessi. In sede di denuncia l'amministratore unico della società precisava che il danno complessivo subito dalla società Moncada Energy ammontava a euro 26.934. I 2 uomini sono stati tratti in arresto in flagranza di reato di furto aggravato e su disposizione del pubblico ministero di turno della Repubblica di Agrigento, condotto presso la casa circondariale di Agrigento. Le indagini in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare non ancora accertata in via definitiva.